Marie D'Argent, l'artista in non residenza, ma per la mostra di Jazz and Wine al Borgo San Daniele a Cormons. Quindi io sono francese e abito più o meno tra Parigi e Venezia. E da Venezia vengo spesso a Cormons e nel Coglio e la zona che mi piace molto. E da anni ho seguito il Festival Jazz and Wine, poi ho conosciuto Alessandra e Mauro che mi hanno chiesto l'anno scorso di essere l'artista per loro quest'anno e quindi sono qui adesso con le mie opere sul tema di musica e vino. Prima è nata l'idea, vero? E poi tu hai lavorato 6 mesi su questa cosa qui. Sono pittrice, ma faccio metà della litografia su pietra a Parigi in un laboratorio, una stamperia di litografia. E allora ho pensato che potrei fare qualche disegni su vecchie partite di musica che ho trovato nel mercato di Pulci e allora ho disegnato delle foglie di vigne. Però vedo anche che c'è del verde, che sì, ricorda un pochino la primavera. E sì, qualcosa anche l'estate, perché prima della pandemia è ancora l'estate e poi andiamo all'autunno. Quindi ho pensato a fare esplodere questi colori tra l'estate e tra l'autunno. La litografia su pietra è un'antica tecnica di stampa. White wine is named Jasik. Jasik sounds very good, and it's made by the Azienda Agricola Borgo San Daniele.